Io devo ringraziare prima di tutto il sindaco che continua a darmi la sua fiducia nella parte dei lavori pubblici, con cui naturalmente mi relaziono e ci mancherebbe altro. Così, appena 8 giorni fa, parlava Morena Martini ai microfoni di Rete Veneta a proposito del suo rapporto col sindaco Marco Zonta e in relazione ai lavori per la piazza. Le sue 1143 preferenze alle elezioni del maggio 2023 erano state fondamentali per il successo elettorale della lista che aveva candidato Marco Zonta come primo cittadino. Quel bottino di voti, più di metà del totale che aveva portato alla vittoria, oggi sembra dimenticato. La consigliera Martini ha preferito non rilasciare dichiarazioni o risposte dirette in attesa di capire quali saranno anche le prese di posizione del suo partito, la Lega, per cui era stata candidata anche alle recenti elezioni europee con più di 12.000 preferenze. Sorpresa all'alba dal messo comunale che le ha notificato il decreto del sindaco, Martini ha comunque intenzione di rispondere punto su punto al comunicato del primo cittadino per difendere l'azione amministrativa che ha portato avanti in tanti anni e continuare a dare il suo contributo alla comunità rossanese. È quello che ha fatto, ad esempio, votando a favore del provvedimento che ha portato un importante finanziamento da lei stessa reperito per l'ampliamento del nido. Peraltro, l'ente di formazione che per insediarsi in piazza attendeva risposte, le attendeva dal comune, rappresentato in tutto e per tutto da maggio 2023 dal sindaco Zonta. Una domanda sorge dunque spontanea tra i cittadini: dove sta il problema?